Nicolò. Andreoli Nicolò con il numero 49, ma direi che d'ufficio lo abbiamo qui di fianco, vicino qui alla nostra postazione, con un bel braccio ingessato, quindi direi che oltre a fargli gli auguri non possiamo che tenerlo qui con noi a guardare questa partita che sta per cominciare. Ricordo under 14 per le nazionali italiane qui dal Pattinodromo di Legnaro, tra Ferrara, Hockey Ferrara e gli Discomed Monporto di Modena. Le maglie del Modena sono giallo-blu, le maglie dell'Hockey Ferrara sono blu, bianco e nero. C'è stato il saluto delle squadre davanti ai direttori di gara. Le squadre si sono portate ognuno nelle rispettive porte per organizzare le partite. Eccoci al centrocampo per l'inizio. Non manca che il fischio dell'arbitro. Disco, ingaggio vinto in questo caso dal Monporto, che controlla il disco, passaggio lungo, il 39 che tenta un tiro laterale ma fuori. Del pack da parte degli Discomed Monporto, si portano dietro porta per gestire la ripartenza. Di sponda cerca il 44 che serve al centro su un potenziale arrivo del 38 che non aggancia per forte velocità. 22 del Ferrara in contropiede che cerca il proprio compagno sull'89, tiro purtroppo sbagliato e debole. Abbiamo un contrasto in balaustra al momento nell'area degli Discomed, deviazione del disco, preso possesso del 44 che sul 38 gestisce il pack del 38 che passa al 56 che viene ostacolato nel possesso disco, vinto dal 10, ma il disco viene di nuovo riconquistato dal 38, rimbalza, torna sulla balaustra del Ferrara che però ne esce col controllo del disco, intercettato dal 39, ma il 10 di nuovo ricontrolla. Difesa di nuovo intercettato dal 2 del Ferrara con tiro forte laterale, un primo affondo del Ferrara, un contrasto, pacchi in controllo da parte degli Discomed dietro porta, passaggio lungo del 38 sul 39, (53) che gestisce, rincorre il disco al momento controllato dal numero 10 del Ferrara che serve il proprio compagno. 89 allarga sul 14,
14 che cerca di controllare il disco, lo aiuta il proprio compagno il 22, ora di ribaldo 22, 53 che serve il 39, tenta il tiro ma viene fermato dalla stecca dell'89 che gli era esattamente dietro le spalle e riesce a evitare un colpo centrale diretto alla porta del Ferrara. Il pack è ritornato intanto dietro la porta degli Scomed, 56 gestisce la ripartenza. Sempre passaggio lungo del 56 su 53, che tiro debole, poche alternative non avendo altri compagni in area. Risale velocemente il 14 che fa un ottimo tiro, sfiora il palo nonché la porta. 53 che passa al centro per la gestione del disco con il 39 che combatte, ma direi che il 14 ne ha la meglio, sale velocemente, il 39 che ferma la corsa, 56 che arriva in soccorso, gestione del 37 che passa proprio a compagno, sale ma viene fermato il 39, dietro di lui c'è il 56 che con un bel colpo assestato tenta di forare la porta dell'Hockey Ferrara, prontamente parato dal portiere numero 58. Siamo all'ingaggio, siamo a poco più di 4 minuti dall'inizio del primo tempo. Dall'ingaggio il disco carambola in tutta la lunghezza del campo verso l'area degli Scomed che vanno a recuperare. Il disco che viene portato su in balaustra dal 44, si porta in zona centrale contro la porta, tiro centrale che non trova e non fora la porta del Ferrara. Ingaggio. Pack che va verso il fondo, il 37 in zona arretrata gestisce il disco, lo recupera, lo gestisce, lo passa al 38 che cerca lo spazio, cerca il suo compagno 39 che era in area del Ferrara ma che non aggancia. Comunque tutti questi rimasti portano poi di nuovo il pack al 44 che cerca di portarsi in zona tiro, il 38 che da fuori con un bel tiro laterale segna e buca la porta del Ferrara. A 5 minuti e 40 secondi dall'inizio del primo tempo vediamo il Monporto a 1 e l'Hockey Ferrara a 0. C'è un time out chiamato dal Ferrara. Un attimo di confronto tra gli allenatori e i propri giocatori per cercare di, ovviamente in questi primi minuti di gioco, visti gli schieramenti, visti i posizionamenti, di sistemare un po' le squadre per affrontare questa partita che è solo agli inizi, è completamente aperto ovviamente. E qui abbiamo con noi ai commenti il nostro capitano col braccio fasciato che per il momento
osserva e incita i propri compagni di squadra. Siamo uno zoppo e un braccio fasciato, siamo una coppia stupenda. Questo è anche l'hockey, qui gli infortuni si susseguono ogni tanto, per fortuna non gravi. Ripartenza dopo il primo gol. Puck che viene controllato dal 52 ma che lo perde. Il 14 del Ferrara conquista il disco, si porta in zona pericolosa, bel tiro, pericoloso, deviato dal portiere degli Scomed. All'ingaggio. Il puck dopo vari contrasti viene preso dal numero 10 del Ferrara, che tenta un tiro basso laterale, respinto dal portiere di Scomed. Gestione del disco con un passaggio sbagliato in uscita, viene intercettato dal 2 che assesta un colpo potente da metà campo ma che non trova. Il 56 adesso intercetta il disco, se lo scambia con il 38 che gira intorno porta, ma alla ricerca di qualche compagno per il centro. Il 56 riporta il disco in zona di sicurezza dietro la porta, riposta la risalita, serve il 44 che dalla balaustra si porta dall'altro lato del campo, serve centrale sul 39 che è troppo distante, non aggancia. 56 che riporta il disco in sicurezza, 39 che cerca con un servizio centrale dei compagni, ma non li incontra al certo. Si stanno rivitalizzando le tifoserie che, come avete notato, in prima mattina, chiamiamola così, se così si può dire, erano abbastanza in relax, con le corde vocali. Evidentemente il ricambio ha portato forza, o l'orario ha aiutato. I volumi sonori espressi dalle rispettive platee nei confronti dei propri beniamini. Siamo dietro porta con il controllo del disco dalla parte del Ferrara che serve sulla balaustra, fa salire l'89, esce l'89, si porta indietro, controllo del disco, cerca i propri compagni al centro sul 10 ma non riesce. Il 2 tenta un tiro, ricontrolla di nuovo il Scomed Bonporto, ne esce il 38. Velocemente fa un tunnel al 10, contrasto, siamo in balaustra, ne ha ragione il numero 10, ma il 53 intercetta. Riprende però di nuovo il disco il numero 2 del Ferrara che sale velocemente, tenta il passaggio al centro proprio come non si riesce, trova l'89 pronto con un tiro laterale fuori dallo specchio della porta. Il 44 che ritira, para il 58, qualche scambio in linea, qualche refile in linea da parte. Tiro del 53 che sbaglia purtroppo il disco. 44 che rimanda per stemperare un attimino. 44 che per stemperare un attimino, diciamo, l'aggrovigliamento
rimanda in fondo, il passaggio mancato, l'aggancio del 39, conquista al 10 del Ferrara, ma di rimbalzo su rimbalzo qui si gioca al disco, lo prende l'89 che si trova a questo punto 89-14, fanno un 1-2 da manuale, ma non perforano la porta degli Scommed. Ci riprova il 2, il disco finisce in angolo, la balaustra si ritrova in una buona posizione il disco del Ferrara, quindi c'è sicuramente viene salvato dalla difesa del Bonporto che adesso cerca in un rapido contropiede di portarsi nell'area degli Scommed. Ha aumentato il pressing e il ritmo da parte dell'Hockey Ferrara verso l'area degli Scommed Bonporto per ovviamente cercare di riappianare le differenze. 14 che si trova a gestire il disco, tiro centrale parato dai gambali del portiere, salvataggio in extremis. Abbiamo un sandwich 44 e portiere tra compagni di squadra a salvataggio di un disco insidioso. Non vediamo al tabellone la quantità di tiri portati dalle rispettive squadre, che sono sempre un indicatore importante in termini percentuale e che ci dice anche come si spostano, diciamo, le strategie delle squadre e i movimenti, no? Sono un indicatore al di là di quello che vediamo in termini numerici. Abbiamo di nuovo un time out chiamato dal Bonporto in questo caso. Vi ricordiamo che siamo alle nazionali italiane, qui in quel di Legnaro, Padova. Al momento in pista c'è l'Under 14, Scommed Bonporto Modena contro Ferrara, Hockey Ferrara. Il risultato al momento è di 1-0 per il Bonporto. Finito il time out, le squadre si ripresentano in campo, siamo all'ingaggio, l'ingaggio tra 56 e 89. Il puck deviato dal numero 38, ma riconquistato dal Ferrara che gestisce con il numero 2 il disco. Si porta in zona sicurezza in area, nella propria area, e gestisce di nuovo il disco con un passaggio alto verso il 14, 56 cerca di gestire e contrastare il 14, disco che viene riconquistato dagli Scommed, 44 che esce in modo progressivo, tenta un lancio centrale basso, niente di che, parato dal portiere del Ferrara. Ingaggio laterale, qualche cambio sulla linea anche del Ferrara. Gestione del disco dietro porta da parte del Ferrara, passaggio al numero 10 che sale lateralmente, tiro laterale fermato dal portiere degli Scommed Bonporto.
innesto anche in questa fase degli Scomodi del Monporto. Ecco, qui abbiamo un incastro di Stecchia che porta a terra 2 giocatori, ma direi che il gioco continua. Una spintina d'aiuto del 14 sul 38, ma il gioco continua. 39 che insiste, tenta un tiro che di rimbalzo poteva finire dentro, ma il portiere del Ferrara dice, il numero 58 ha detto no, e quindi il disco torna fuori, è salvato. Siamo circa alla metà del primo tempo di questa Under 14, Scomodi del Monporto Modena contro Hockey Ferrara. Nazionali italiane. 56 che gestisce il disco insieme ai propri compagni. Siamo in power play per il Monporto. Abbiamo giù il numero 14 del Ferrara. La famosa spintina di prima, insomma, però. ...39 che tira, che cerca il tiro di rimbalzo esce, il 44 cerca di nuovo di ripiazzare, di riassestare il tiro non viene comunque ancora gestito e parato dal portiere del Ferrara. Continua il tentativo ...38, 39, 44 con 56 davanti a porta, 39 che tenta il tiro che scivola sul gambale del portiere, di nuovo tiro lungo del 38 alto sulla traversa, intercetta il 2 del Ferrara che tenta di salire, disco controllato dal 38 degli Scomodi che recupera, rimposta il tiro, 44 che servita porta un tiro laterale, adesso siamo in balaustra con il disco, 39 che lo porta con sé, lo serve di nuovo al 38 centrocampo, ma di difficile gestione questo disco che adesso torna ad essere piatto a terra, tiro, ottimo servizio del 44 su 56 ma che non trova modo di agganciare il disco che passa in angolo davanti alla porta, ce l'ha sempre il 39 che ritira girandosi verso la porta, siamo un attimo di congestione da cui ne esce il 2 del Ferrara che serve sul 14, stiamo tornando e di nuovo gli Scomodi in contrattacco con il 44 che bersaglia il portiere del Ferrara che resiste in modo puntuale. Abbiamo un 14 che fa una bella salita in velocità, poi c'è la possibilità di gestire un disco che non viene sfruttata a pieno dal Ferrara per cercare l'apertura nella porta degli Scomodi. Siamo all'ingaggio. ...37 che difende la porta degli Scomodi, concede la possibilità alla propria squadra di gestire il disco, 38 che difende con il contrattacco del 2 che però mantiene il possesso disco, ottimo tiro del 2 che di rimbalzo il palo butta fuori e di nuovo un tiro insidioso da parte del Ferrara verso la porta del Monporto, con il portiere che anche in questo caso resiste.
ad entrambi i tentativi. Ingaggio con possesso disco del Boporto, servizio all'indietro dell'89 sul 14, impostazione dell'attacco e dell'azione molto buona. Buona prestazione del portiere degli Scomed, che sta dimostrando anche in questa fase, pur essendo sotto una pressione diversa rispetto al portiere del Ferrara, una buona gestione. Abbiamo comunque il Ferrara che decisamente sta aumentando il pressing, qualche imprecisione qua e là che non permette di realizzare, disco che viene contrastato in area Scomed tra gli attaccanti del Ferrara e gli Scomed, disco fermato poi dal portiere. Siamo all'ingaggio 89 con 56. Il disco 10 che serve l'89, buon servizio 10 sull'89, un 1-2. Il Ferrara accorcia così le distanze, anzi le riporta in situazione di equilibrio. Si riparte da centrocampo, ricordo che il punteggio è di 1-1, Ferrara-Bonporto. Siamo a 3 minuti e 52 dalla fine del primo tempo. Contrattacco del 52 che sferra un lancio a distanza, il 39 controlla il disco. Siamo nell'area del Ferrara, contrasto dell'89 del Ferrara che passa al 14, il 14 che cerca di smarcarsi e si trova da solo davanti a porta. Passaggio pericolosissimo aiutato dai pattini del 14 che tentano di infilare il disco dentro porta. Ancora bersaglio, decisamente il Ferrara sta riprendendo quota dopo questo pareggio e sta premendo in modo importante la porta degli Scomed, che al momento si trovano un attimo in difficoltà. (52) che cerca di recuperare il disco, si porta in zona sicurezza il 38 dietro porta degli Scomed per reimpostare il gioco. Il Ferrara si fa molto aggressivo già dietro porta per cercare di conquistare il pack, che viene lanciato in profondità, finisce qua in questo sfagiolato in balaustra. Ingaggio tra il 44 e il 10. 89 che sale, 89 del Ferrara, cerca il 14 che con un tiro alto deviato riporta in zona di tiro e a rischio il lancio. Il 14 che si gira, tenta di cerca il disco che era finito sotto i gambali del portiere. In modo insidioso. 44 che intercetta il disco, ma stretto tra 3 uomini del Ferrara, non può che perderlo. 39 che riconquista, 44 che però riceve ma è fuori dalla zona di tiro della porta.
Sono ricomparsi a tabellone il numero di tiri delle rispettive squadre alle controporte, quindi abbiamo adesso un attimo un quadro migliore della situazione che ci aiuta, oltre a vedere il gioco cosa succede. Abbiamo il richiamo di un fallo da parte del giocatore del Ferrara. È il numero 14 che prende un 2 minuti. Il pack viene comunque conquistato da questo ingaggio in prima battuta dal Ferrara, viene riconquistato dagli Scome che sono in power play. Siamo a 50 secondi dalla fine del primo tempo. Non sappiamo se tiro alto, fuori dall'avere un riscontro sulla porta. Tiro del 38 fermato dal portiere. Siamo all'ingaggio. Disco che rimbalza dal contrasto e dall'ingaggio sulla balaustra. 44 che passa al 38 su 44 che tenta di nuovo la gestione. Tiro 39 che serve il 56, ma ben difeso dal numero 10. C'è ancora la gestione. 38 su 39, 39 su 44 e tenta il tiro centrale ma non realizza. 56 e 18 e fanno uno scambio di stecche tra di loro, direi considerato involontario, in quanto tutte e due hanno abbassato e alzato le stecche contemporaneamente. Siamo all'ingaggio. È finito il primo tempo. Disco che ha rimbalzato di lato. Finisce il primo tempo di questa Under 14 per le nazionali italiane. Iscomed Bonporto Modena contro l'Hockey Ferrara. Ci rivediamo tra 5 minuti qui dal pattinodromo di Legnaro in quel di Padova.
Sempre qui dal Pattinodromo di Legnaro, siamo per le nazionali italiane che in questo momento vedono in campo l'Under 14 con gli Scomed Boporto Modena, l'Hockey Ferrara Warriors. Vi ricordo che il punteggio è di 1-1. Vediamo che gli Scomed Boporto hanno sostituito il portiere, la numero 30 Pracchini Matteo, direi. Andiamo al numero 7 Lumia Susanna. È partito il secondo tempo, dall'ingaggio a centrocampo controlla il disco il 38. Siamo in una situazione di power play ancora per qualche secondo. Power play per il Bonporto che cerca di gestire la superiorità numerica e anche il gioco in questa fase, ma entra in questo momento il 14 del Ferrara, riequilibrando il gioco. Il 2 tenta un tiro in corsa in risalita, il 2 del Ferrara non riesce, 39 su 44, tenta la gestione del contrattacco, fermate dal 14 del Ferrara che scivola mentre sale. Il 38 del Boporto tenta un lancio da metà campo centrale d'intuito, fermato però con altrettanto intuito dal 58 il portiere del Ferrara, che controlla così l'insidia in arrivo. Ingaggio, che vede uscire il Ferrara col controllo del puck, e il numero 14 che sale velocemente, contrastato dal numero 37, la difesa degli Scomed che riportano in asse il disco, ma batti ribatti, 53 che liscia il disco e quindi non permette l'affondo del disco del Bonporto. 38 che serve il 44 che si porta vicino porta, non riesce a tirare, di nuovo rimanda il disco a fondo campo dietro la propria porta. Abbiamo un servizio del 38 su 44 su 52 che anche in questo caso non aggancia bene, tentando un tiro al volo sulla porta il disco, ma niente di preoccupante al momento. 89 del Ferrara che si porta in zona area, 22 che serve il proprio compagno, il 37 difesa degli Scomed che cerca di gestire il disco, che viene intercettato però dall'89 del Ferrara, di nuovo ricontrastato dal 38 che manda su fondo campo del Ferrara il disco e riaprire un pochettino il gioco, che viene reimpostato dal Ferrara con il numero 14 che tenta un buon tiro laterale centrale e che il portiere del Bonporto gestisce parandolo. Sembra in zona collo, a giudicare da come si massaggia il petto. Il curioso di questi dischi è che a volte vanno, nonostante tutte le protezioni degli atleti, vanno laddove non c'è la protezione. ...89 che serve, le 10 ma che non aggancia, con di nuovo 10 che comunque mantiene il controllo, 89 che serve al centro, difesa col 56 di Scomed Bonporto che devia il disco in balaustra e in contrasto con i 10, e ora l'89 di nuovo disco in zona centrale, ne esce il 38 degli Scomed che
trova però la difesa pronta del 22 del Ferrara che devia il disco su fondo campo. Siamo di nuovo nella metà campo degli Scomed. Insiste il Ferrara con il numero 2 che ha tentato il tiro, il 38 che gestisce adesso il rilancio degli Scomed, servizio lungo sul 39 che tenta di dribblare il 22 ma non ci riesce. Difesa serrata del Ferrara che adesso è in contrattacco, tiro alto del 10. Sostanziale equilibrio momentaneo dei tiri delle varie squadre alle controrispettive porte degli avversari, con direi un pressing maggiore al momento in questa fase dei Warriors nei confronti degli Scomed. Il disco 39-56, Bomporto che preferisce tornare dietro porta e rimpostare la risalita del 39 che si porta in zona. Cesarini tenta il tiro rimane tra i gambali del portiere 52 che era in buona zona, non riesce a intervenire perché il disco viene intercettato prima proprio dal numero 58, dal portiere del Ferrara. Siamo all'ingaggio. Siamo a 4 minuti 14 che si trova in zona pericolosissima da solo con uno scatto davanti alla porta degli Scomed. Prontamente e fortunatamente per gli Scomed gestito dal portiere. Il portiere però accusa un tiro, era lo stesso problema di prima al collo, tra il collo e il basso collo. Come ho detto prima, che si riacutizza, evidentemente non era passato prima, quindi torna in campo il numero 30 Paracchini Matteo, il numero 7 Lumia Susanna. Come dico, ha preso proprio il disco tra collare e pettorina, questi dischi che vanno un po' da varie parti. Contrasto forte 39-14 in balaustra, 56 che cerca di controllare il disco, lo passa al 39 però non scatta a sufficienza, lo riprende il 53, cerca di andarsene ma sono in due addosso al 53 i due del Ferrara, quindi riconquistano il pack. (44) che fa un lancio ma non ha né visuale né possibilità di sferrare un colpo assestato alla porta del Ferrara, che riconquista il disco, sale velocemente con il 22 che tira di nuovo laterale, ben assestato, ma trova il 30, il portiere degli Scomed, che reagisce di molto e ferma il disco. Siamo all'ingaggio, il ritmo rimane bello sostenuto. Qui siamo al secondo tempo dell'Under 14 Scomed Bomporto Modena, Hockey Warriors Ferrara. Ricordiamo che il punteggio è di 1-1 e siamo a 6 minuti dall'inizio del secondo tempo per queste nazionali italiane che si stanno disputando al Patinodromo di Legnaro in provincia di Padova. 22 del Ferrara che scende senza tanto riscontro, tante difesa. Qui c'è un disco che fa un po' quello che gli pare, non è gestito, lo riporta giù a terra il numero 39 degli Scomed, che tenta adesso la risalita lungo la balaustra, lo vediamo in velocità,
Un colpo ben assestato, fermato dai gambali del portiere. Di nuovo Disco in possesso degli Scomed. 56 che cerca lo spazio, viene chiuso tra gli attaccanti, scusate, del Ferrara. Deve riuscire a passare, lo passa al 39 che lo trova laterale sopra la porta, ma che tenta di dribblare la difesa, ma il Disco prende la ruzzola e finisce nella pinza del portiere del Ferrara, che ferma il gioco e rimanda all'ingaggio. La gestione del Disco da parte degli Scomed con servizio alto. 53 che tenta la porta, difesa degli Scomed che reagisce bene ma perde il Disco di nuovo. Il 14 che dribbla la difesa, perdita delle stecche, Dischi che vengono comunque gestiti dal 14 che sta dribblando tutti. Il pattino del 38 intanto allontana il Disco. Di nuovo Disco servito al 14, ma il 38 lo ferma, ma lo intercetta il 22 che tira deviato anche qui dalla stecca del numero 37 che rimane in alto il Disco. Il 39 che prende il Disco, cerca di dribblare 89-22, rinuncia perché non ha comunque nessun compagno posizionato, ci riprova di nuovo ma perde il Disco. Il Disco a questo punto vediamo se è tornato qualcosa. No. Vediamo cosa è tornato. Vediamo le deviazioni. Non saprei cosa è arrivato. Sì, eccoci qua. Siamo di nuovo qui dal pattinodromo di Legnaro, in quel di Padova, per le nazionali italiane under, in questo caso 14, Scomed Bonporto, Warriors Ferrara. Diamo la colpa alla zona delle cucine per questo blackout, ma non sappiamo esattamente. Come immaginate, assorbimenti di luce sono importanti. Abbiamo tutto lo staff tecnico in allarme e in emergenza per cercare di gestire questa blackout che ovviamente si traduce nel fermo anche di tutta la parte informatica dei refertisti
che non può ovviamente rimanere indietro rispetto agli andamenti per ovvi motivi di regolarità. Stanno riallineando i dati refertisti, vedo degli ok lanciati verso i direttori di gara, che quindi sblocca la situazione e ci riporta al centro. Ricordo che siamo a un punteggio di 1-1 tra gli Scomed Bonporto Modena e l'Hockey Warriors Ferrara. Non usciamo come inquadrano le telecamere. Eccoci qua, è uscito il pack dal centro, il 44 che tenta ma scivola. In affondo il 14 dei Warriors con un controattacco veloce approfitta di questa situazione con un affondo verso la porta del Bonporto, che al momento non porta a nulla. Ingaggio. 10,38, 56 che prende il disco, gestisce, passa al 38, 56 che cerca di gestire ancora il disco, 56 su 44, tenta la salita, tiro laterale debole, disco che viene portato su dal 14 del Bonporto, che trova contrasto ma perde poi il disco. 44 che serve il 18, ma il 18 non aggancia e quindi il disco viene riconquistato dal 22, esatto, che lo riporta su. 22 del Ferrara, 18 che contrasta alle 22. C'è un cambio sulle linee degli Scomed. 56 che di balaustra passa al 39, il 39 che cerca di salire, la difesa al centro, servizio del 38 sul 44 ma non riesce. Tiro importante del 14 che poi trova anche il 2 che sul rimbalzo tenta di nuovo il tiro, quindi insidioso questo controattacco del Ferrara verso la porta degli Scomed Ferrara. Il 56 che gestisce il disco, lo rilancia indietro e permette la gestione alla propria squadra del disco. (10:44 il contrasto), 44 che tenta di nuovo il disco, abbiamo il 44 atterrato, giocatore di rilievo atterrato e che purtroppo al momento non fa presagire. Abbiamo l'intervento del medico, vediamo cosa ne esce.
Gioco ancora fermo, vediamo se i freddi e i ghiacci solitamente utilizzati in caso di botte sortiscono un effetto positivo sull'atleta che è ancora a terra. A giudicare da come esce il 44 non credo che riprenderà il gioco, quindi diciamo abbiamo un giocatore in meno nelle file degli Scomed. Bonporto, il numero 44. Cipriano Angelica. Riprende il gioco. Ne vediamo un attimino. Ovviamente questo comporta sempre la perdita di un giocatore, comporta sempre una rivisitazione delle strategie, delle linee, delle squadre, aprendo diciamo incognite ovviamente negli assetti, nel tenore delle partite. Di nuovo siamo al controllo disco da parte dei Warriors Ferrara in questo caso. Siamo a 12 minuti dall'inizio del secondo tempo, quindi c'è ancora una quantità di tempo sufficiente per entrambe le squadre per diciamo, essere incisivi sulle sorti di questa partita che al momento sta viaggiando su binari abbastanza paralleli. 38-39, cercano il servizio, l'1-2 non gli riesce. 14 che prova a salire del Ferrara, perde il disco, glielo recupera il compagno di squadra al 22 e riporta in zona di sicurezza il disco, lo rilancia verso il 22 che però in quanto tiro lungo non riesce ad agganciare, quindi finisce nell'area di sicurezza del Bonporto che gestisce il pack. 56 dietro porta in gestione. Dal pressing si sbaglia il passaggio, infatti lo passa all'avversario, l'avversario che lo intercetta e a questo punto il 10 del Ferrara tenta un lancio da metà campo, di nuovo ci prova il 14 che gira e rigira intorno alla porta, disco che continua a rimanere in pericolosissima zona. D'altra parte del 53, ottimo tiro del 53 degli Scomed che con una mossa veloce e fulminea si porta in area Ferrara e con un tiro rischiosissimo che poteva passare sotto i gambali del portiere sferra al lancio, intercettato comunque dagli ottimi riflessi del portiere del Ferrara.
servizio in retromarcia degli Scomed, che però sono sotto pressing di un Ferrara sempre all'attacco e sempre alla ricerca del pack, che anche dietro alla porta in modo degli Scomed. Infatti la difesa reagisce del Ferrara, riconquista il pack, ma lo riconquista anche il Bonporto. Siamo di nuovo a un contrattacco col numero 2 del Ferrara, lancio che segna il gol, alto centrale ma sotto il palo, sotto la traversa. Non di semplice presa. In questo modo vediamo che il Ferrara passa in vantaggio a 5 minuti e 28 dalla fine di questa partita per 2-1. C'è i Warriors Ferrara che continuano ad attaccare, continua a essere tiro di nuovo pericoloso del numero 2, con addirittura un rimbalzo di lato che poteva essere, se avesse trovato un proprio compagno lì, segnare entrare nella porta degli Scomed. ...39 che tenta il tiro nello specchio della porta del Ferrara, ma che viene respinto. Il 10 che riconquista il disco. Siamo di nuovo nella zona di difesa degli Scomed del Ferrara, che riportano il disco indietro. 56. C'è un pressing continuo, è una strategia diversa sicuramente nell'attacco del Ferrara, che non concede respiro al Bonporto. Di nuovo il Bonporto in contrattacco, perde il disco. 39 che tenta il tiro, ma assai decentrato dalla porta. 22 che controlla il disco e se ne va verso l'area degli Scomed. Dribbla al 38, dribbla al 56, fa un lancio alto, riconquista il disco il numero 39 degli Scomed, che tenta un tiro, ma un tiro debole che non incontra il 56 che adesso gestisce il disco. Deve tentare, ovviamente fa un servizio centrale, questo servizio centrale non permette di essere gestito dal 53 che l'aveva lì di fronte, lo intercetta il 53, ci prova ma i pattini non gli danno perdono, lo riconquista il 39 che tenta il tiro, non riesce, parato, resiste il portiere del Ferrara a questo ripetuto contrattacco. Tiro del 14 per sbaragliare un pochettino la tensione del pressing in atto. Si tenta di gestire il disco dietro porta gli Scomed, sale il 38 ma perde traiettoria. Eccolo di nuovo, tiro centrale, non riesce, finisce sulla balaustra, ricontrolla il Ferrara con il numero 10 che serve sul 14 ma torna indietro il disco, il 22, il 38 cerca la porta, il 39 non la trova i gambali del portiere, ci riprova 39 e il disco finisce qui verso il fondo dalla parte del campo degli Scomed, disco che rocambola di nuovo verso il Ferrara. Siamo a 2 minuti e 16 primi dalla fine di questa partita, che vede
i Warriors Ferrara in vantaggio per un punto sugli Scomed. Bonporto. Il 52 che tenta di nuovo il tiro, non entra il disco. Time out del Ferrara. Fine del time out, le squadre ritornano in campo. Siamo a 1 minuto e 54 dalla fine di questa partita. Siamo all'ingaggio. (39 e 22 contrasti in balaustra e 10, non esce il disco che rimane in zona centrale con un certo Parapiglia, il 2 che cerca di gestire. Siamo di nuovo in balaustra. Disco fermato dal portiere dei Warriors. Ingaggio laterale. Cerca di uscire con il disco il numero 89. Sul disco prova 53, 39 combattono dietro la porta dei Warriors per la conquista di quel disco che si cerca di portare fuori da parte di Scomed. Siamo a 50 secondi. Tutti i secondi sono determinanti. 40 secondi. Direi che qua si sta al fischio dell'arbitro per fermare il gioco, andare all'ingaggio. Non esce il disco, anzi esce adesso il disco con il 14 che porta in zona salvezza e viene mantenuto il disco in zona salvezza da parte del Ferrara, che si aggiudica con questa partita la vittoria. Quindi abbiamo questa finale nazionali italiane under 14 che si conclude con la vittoria degli Hockey Scomed, gli Hockey dei Warriors Ferrara per 2 sugli Scomed Bonporto Modena. A giudicare dalla quantità di tiri portati dalle rispettive squadre e per il gioco che abbiamo visto, nella sostanza una partita sul filo del rasoio per entrambe le squadre. Sicuramente un pelo di maggiore pressing si è visto da parte dei Warriors in questo fine partita. Qui dal Patrinovamo di Legnaro
è tutto per il momento, che ha visto per le nazionali italiane in questa fase scendere in campo l'Under 14 degli Scomed Monporto Modena verso gli Hockey Warriors Ferrara, che vincono questa partita per 2-1.